Ciao ragazzi, ma quanto è bella l'Italia! No, aspetta. Ciao ragazzi, ma quanto è buona l'Italia! Quando si parla del bel paese, secondo me occorre parlare anche del buon paese, perché sono talmente tante le eccellenze gastronomiche che lo caratterizzano da nord a sud che questi due aggettivi non possono viaggiare separati. Ma il cibo, si sa, non cade dal cielo, non è il frutto di un caso. La natura ci mette molto del suo, per carità, però alla fine spetta sempre all'uomo saperla decodificare correttamente e poi tradurla in cibo. Ogni alimento ha la sua storia, il suo retroterra, che è fatto di tanti elementi che, coordinati insieme, contribuiscono a creare quell'equilibrio e quell'armonia tra gli ingredienti che alla fine diventa appetibile, diventa godibile al nostro palato. Quindi l'aria, l'acqua, la terra, le condizioni climatiche sono tutti fattori che l'uomo deve saper coniugare insieme, li deve saper coordinare per poi farli diventare quell'elemento alimentare che noi assumiamo tutti i giorni sulle nostre tavole. Nei miei video quindi cerco di raccontarvi il retrobottega, ovvero quello che c'è dietro le quinte per arrivare al prodotto finito, ed è un percorso spesso non privo di difficoltà, di fatica, di sacrifici, di sudore, ma anche di soddisfazioni e di riconoscimenti. Quindi se volete continuare ad ammirare le buone cose che nascono dalle mani degli artigiani del gusto e non solo, cliccate per iscrivervi e per azionare la campanella. E io vi aspetto qui con le bontà italiane.